Buongiorno a tutti amici di mattoscacco.com, spero che stiate bene. Oggi ci vediamo una partita d'attacco bellissima e cercherò di farvi trovare le mosse al momento giusto, ovviamente. Chi sono i due giocatori? Non sono giocatori particolarmente famosi, ma ve la voglio mostrare perché penso che merita questa partita. Col bianco abbiamo il gran maestro Gibbs Lees, che è stato campione lettone per corrispondenza. Voi dovete sapere che oltre al gioco degli scacchi normali, cioè quello che si fa in sala da tornei, esiste anche il gioco ufficiale per corrispondenza. Fino al 2004 questo gioco si giocava via email, cioè tu mandavi attraverso ovviamente tornei ufficiali, mandavi la mossa al tuo avversario, e 4 via email, poi lui ti rispondeva via email e 5 eccetera. Oggi ovviamente ci stiamo aggiornando, quindi tu puoi avere diciamo due categorie: la tua categoria sul gioco dal vivo reale da torneo e anche la categoria per corrispondenza. Per farvi un esempio, mi è capitato di giocare in torneo contro un candidato maestro, diciamo nella vita reale, mentre per corrispondenza era un gran maestro. Ovviamente per corrispondenza si possono diciamo utilizzare anche altri tipi di sistemi, non fatemi parlare. Allora, andiamo a vedere questa partita. Dicevo, il bianco comunque è un gran maestro sia nella vita da tornei che per corrispondenza. Col nero invece un candidato maestro con punteggio circa di 2000 qualcosa. Andiamo a vedere com'è andata la partita. E4, C6, ormai la conoscete a memoria, questa caro che è in D4, D5, cambio, C4, cavallo F6, cavallo C3, E6, cavallo F3, alfiere 7, C per cavallo per. Ok, adesso il bianco si ritrova a giocare con un pedone isolato. Ovviamente è stata una posizione voluta perché è il bianco che ha deciso di fare tutti questi cambi, ma non solo. Guarda la partita come si evolve perché è piuttosto insolita. Alfiere D3, mossa di sviluppo, cavallo C6, mossa di sviluppo, arrocco, torre 1, la torre su questa colonna ci sta sempre bene, alfiere F6 che inizia a fare pressione insieme al cavallo e anche ovviamente la donna, ovviamente raggi X, su questo povero pedone isolato. Alfiere 4 in modo tale che la donna inizia a controllare il proprio pedone, cavallo in C va in E7 e adesso donna D3. Ovviamente c'è un attacco simpatico verso il punto H7. Il nero giustamente decide di pararsi con G6 creando questa buona struttura di pedoni e dato che ha ancora l'alfiere camposcuro direi che è ottimo. Alfiere H6, ora però questa spinta di indebolimento ha permesso al bianco di entrare in H6. Alfiere G7 per non togliere la propria torre, donna D2. La donna va a supportare il proprio alfiere e si toglie anche da eventuali attacchi di cavallo. Donna D6. E ora guarda un po' cosa succede. Solitamente il giocatore che ha il pedone isolato deve giocare assolutamente di attacco, deve cercare di non cambiare tutti i pezzi, poiché se si arriva in un finale è facile che questo pedone isolato diventi una debolezza, mentre c'è bisogno di un gioco assolutamente dinamico per cercare di sopravvivere il più lungo possibile e di cercare di portare a fine la partita prima che si entri nel finale. Ma guarda un po' cosa fa il grande maestro. Cattura il cavallo e qui si ripiazza un altro cavallo. Cattura l'alfiere e qui cattura col re. Cattura di cavallo e qui cattura la donna. Cioè praticamente ha cambiato tutti i pezzi. Ora si ritrova con una donna assolutamente ben posizionata su case scure, ma non si capisce bene in che modo possa esserci un attacco, un cavallo e una torre in azione, mentre il suo avversario attualmente ha solo una donna in gioco, poiché questi tre pezzi sono ancora passivi. Forse è stata questa la decisione, è stata questa la motivazione che ha portato il bianco a prendere questa decisione, cioè sfruttare il fatto di avere i pezzi più attivi. Vediamo in che modo sfrutta questo vantaggio di sviluppo. Come continueresti ora da bianco? Aspetta, ti tolgo un po' di colori, altrimenti non si capisce più niente. Che mossa faresti ora con il bianco? La mossa corretta è
torre in E5, si porta la torre in una posizione attiva, si minaccia anche la donna, che va in D6. A questo punto bisogna portare in gioco tutti i propri pezzi. Torre in A va in E1, torre in D8, cercando ovviamente sempre di fare pressione su questo punto, però finché c'è il cavallo che tiene questo punto problemi non ci sono. Adesso le torri stanno bene qui, il cavallo sta bene qui, la donna sta bene qui. In che modo si può continuare l'attacco? Ovviamente con H4. Benissimo, questa è la mossa corretta. Adesso H4 ovviamente si minaccia la spinta sul punto H5, è una spinta assolutamente fastidiosa che il nero non può permettere, dunque H5. H5 ovviamente crea indebolimenti, si è indebolita definitivamente questa casa, questa era già debole. Vediamo come il bianco sceglierà di sfruttare queste debolezze. Intanto gioca assurdo, ma donna C3, re G8, il re si toglie da possibili attacchi di questo tipo e ora D5. Questa era la mossa che stava progettando il bianco. Ovviamente non si può catturare adesso, poiché ci sarebbe questo, o perdi la donna mettendola davanti o ti prendi il matto, in questo modo. Dunque su questa interessantissima D5 il nero decide di giocare alfiere D7 cercando di completare il proprio sviluppo il prima possibile. E adesso come continueresti l'attacco? Ti lascio 10 secondi per pensarci. La cattura di questo pedone sarebbe un favore per il nero, poiché gli libereresti poi la diagonale all'alfiere. Una mossa assolutamente buona, che non è stata giocata, è donna di 2. La donna inizia ad avere diagonali migliori, ma la mossa che viene giocata all'interno della partita è il sacrificio di torre su pedone in H5. Ovviamente il nero accetta il sacrificio e adesso come si continua l'attacco? Ancora altri 10 secondi per pensarci. La mossa corretta è donna in F6. Perché questa mossa? Perché il bianco non può permettere spinte liberatorie in futuro. In più la donna da F6 è veramente dominante, controlla un sacco di case ed è veramente forte, e con l'aiuto del cavallo può essere veramente fortissima. A questo punto il nero gioca donna per D5 cercando di portarsi un pochettino ad est dove c'è bisogno del suo aiuto. E adesso che mossa giocheresti con il bianco? Ci sono due mosse buone in questo momento. La prima è torre in E5 e non è stata giocata questa. La seconda è cavallo in E5. Ovviamente l'idea adesso, visto che la torre non può più entrare in E5, è quella di portare la torre in G3 tramite questa manovra e sferzare così gli ultimi attacchi. Alfiere in E8, proteggendo questo punto che è attaccato da donna e cavallo. Torre in E3 per fare la manovra che dicevamo. Donna D1 prendendo un po' di tempo, re in H2 e torre in D4. A questo punto è il momento di torre G3, scacco, torre G4, sacrificando la qualità. Cattura di cavallo, cattura. E ora ci ritroviamo in questa posizione. Ci ritroviamo in questa posizione dove praticamente il nero si ritrova con un alfiere in più. Dunque se il nero riuscisse
a liberarsi da questo ruolo difensivo che sta prendendo non sarebbe male, senza tener conto che adesso, insomma, magari il nero riesce a trovare un modo per liberarsi. Come si continua ora l'attacco con il bianco? Non è facile capire perché ci sono rimasti solo due pezzi, uno sembra apparentemente bloccato. Ops. Come si continua? La mossa che viene giocata è H5. Ovviamente H5 serve a sostenere un matto di donna o semplicemente serve a portare il pedone a promozione. Vediamo come reagisce ora a questa mossa il nero. Il nero gioca donna in D8. Adesso la torre è libera di catturare su G4, scacco, re in F8. E ora è interessante anche qui capire come chiudere perché l'attacco si sta portando avanti veramente molto bene, ma come si chiude questa partita? Qui la mossa corretta sarebbe stata, non lo diresti, ma donna in F4. Donna in F4, per esempio donna B8 proponendo il cambio, cambio, cambio e ora è impossibile arrestare questa spinta. E qui ovviamente il bianco avrebbe stravinto. Ma qui il bianco invece gioca donna G7. Donna G7 dà la possibilità al re di scappare perché ora il re va in E7. Torre in F4 con la possibilità di supportare la donna e far sempre scappare il pedone. E adesso la risposta corretta sarebbe stata donna D6. Su donna D6 ogni possibile scacco di donna bianca, per esempio donna in G5, avrebbe potuto far scappare il re e qui il nero avrebbe trovato possibilità di salvarsi. Questa posizione è all'incirca pari. Ma su torre F4 il nero, sbagliando, gioca donna in D5. Donna D5. Donna in F6. Re in F8. H6. Torre D8. H7. E buonanotte a tutti. Ovviamente nella variante di prima, torniamo indietro, il re dopo lo scacco è andato in F8, non poteva andare in D7 poiché ci sarebbe stata donna in D4 in chiodatura e si sarebbe persa la donna. Bene, spero che anche questa partita, anche se i due nomi non erano così conosciuti, ti sia piaciuta. Allora ti invito a vedere il video di domani, ci vediamo sempre qui su Matto Scacco. Iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, lascia un like, lascia un commento che mi piace tantissimo leggervi e ci vediamo domani con un altro nuovo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!